Il grandissimo San Martino che si vede campeggiare ai limiti di Piazza dei Martiri sul lato di via Matteotti, oggi è celato dai ponteggi, ma si può dire che faccia ormai parte del paesaggio. Sono tanti anni che è là, tanti quanti sono gli anni di Cristo. Sì, 33 anni fa l'opera è nata l'idea a Colcumano. È nata e poi io l'ho realizzata. Evidentemente non è questione di dire la ritocco o non la ritocco, ma visto che l'occasione si presenta, io intervengo praticamente. Raccontiamo come è nata 33 anni fa. Io mi trovavo a Colcumano, per la seconda volta incontravo Papa Wojtyla e poi gli agenti che erano lì hanno detto perché non fare qualcosa da donare alla città di Belluno? E così è nata l'idea. Un'idea nata da un'agenzia di assicurazioni che pose il suo marchio sulla facciata del palazzo e che ebbe un tortuoso cammino giudiziario. Sembrava dovesse essere rimossa, ma nonostante tutto nessuno l'ha mai più toccata. San Martino è andato a finire prima al TAR, poi al Consiglio di Stato e nessuno lo muove. Qual è quel sindaco che dice lo togliamo anche se si può e si prende l'onere di pagare i soldi da parte dell'amministrazione e poi devono trovare una parete dove collocarlo? A lei piace dove sta? Ma certamente, ma io posso dire, anticipo, che può darsi che lo cancelli, come è stato detto, non da tutti, che era bella quella parete bianca. E io, sinceramente, più che la parete bianca, prima c'era una bella villa, poi hanno fatto invece un palazzo schifoso. E quindi questo San Martino rende imbellisce il Campedello.